Possibile drone non autorizzato da 180 gradi, prepararsi per l'ingaggio. Qui Bronson, siamo pronti per l'ingaggio. OK, la sala operativa mi conferma che il drone non è autorizzato, effettuare jamming su radiofrequenze wifi. Autorizzo jamming. Pronti al jamming. Siamo qui impiegati presso Cortina per la difesa da eventuali droni non autorizzati per garantire la sicurezza dei principali eventi. Ecco, come funziona il vostro impiego qui a Milano Cortina 2026? Noi siamo schierati nelle principali eventi di gara con degli attuatori jammer che sono in grado di disturbare i droni dai propri radiocomandi. Siamo in grado di emettere determinate frequenze di disturbo e in questo modo il drone fa un ritorno verso il suo punto di origine, garantendo al contempo la sicurezza dell'evento. Fino ad ora avete dovuto usare questo dispositivo? No, attualmente non siamo stati chiamati in causa, siamo schierati con dei sensori passivi che sono in grado di darci degli alert nel momento in cui ci sono dei droni che volano. Insieme alla polizia verifichiamo che questi droni siano effettivamente autorizzati. Molto importante è la sinergia con le persone presenti ma anche con le altre forze dell'ordine. Sì, siamo inseriti in un contesto dove siamo tutti in comunicazione, dove ognuno è un attore partecipante principale, anche l'agente di polizia può segnalare qualcosa che non va e veniamo prontamente allertati dalla sala operativa.